l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Assessore, quest'oggi si presenta al settore giovanile della Virtus Corno, il comune è vicino perché l'importanza della socialità, no? Noi crediamo molto come comune nell'importanza del far crescere tutti questi giovani nello sport e quindi nell'educarli sanamente diciamo, sui campi o comunque nelle varie strutture, e direi che a Corno ci stiamo riuscendo bene, perché comunque in una comunità come Corno avere più di 100 ragazzi solo del settore giovanile che praticano sport è un obiettivo raggiunto. E poi anche insomma, la location si sposa. Sta sempre più a Langarno, abbiamo ovviamente tutti questi impianti coperti, poi quest'anno hanno appena rifatto tutta questa struttura di questo bellissimo campo e sì, per fortuna diciamo fino a quando possiamo continuiamo a mantenere, almeno a mantenere queste strutture. Ci buttiamo in mezzo proprio mentre stanno brindando, io mi inserisco come una catapulta e becchiamo in contemporanea sindaco e presidente. Allora presidente, finalmente si riparte, una stagione importante che dimostra ancora una volta che quando si fa squadra, inteso a 360 gradi, i risultati arrivano. Sì, esatto, hai detto bene. Che dire, guarda, sono contentissimo perché la società sta lavorando bene, siamo partiti, come abbiamo fatto il discorso prima, siamo partiti molto prima, ci siamo avvantaggiati sul discorso storia giovanile perché per noi è fondamentale, è la risorsa per portare avanti questa bellissima società. Poi abbiamo un comune che è splendido perché veramente ci dà la possibilità di gestire in modo molto sereno tutto l'impianto sportivo e in più ci danno anche un contributo, io più di così non so cosa dire. Li ringrazio tantissimo e spero che quest'anno il campionato sia roseo, senza grandi patemi, di fare una bellissima stagione. Mettersi non è facile, però mettere firma sì. Sì, esatto, grazie. Bene, signor Sindaco, allora ancora una volta Corno risponde, mentre da altre parti si fanno le baruffe chiozzotte, come dicono di là del Piave, qui si lavora. Ma sicuramente il merito va a tutte le associazioni che abbiamo sul territorio, perché ricordo che Corno di Rosazzo è un comune di 3.300 abitanti, abbiamo circa 40 associazioni fra sportive e culturali. Avere presidenti attivi che coinvolgono tutti i cittadini di Corno e non solo, veramente per l'amministrazione comunale è un grande vanto, quindi saremo sempre vicini a queste realtà. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.